Il 23esimo Trofeo dell'Est, il più importante appuntamento natatorio della regione, vinto quest'anno dalla società udinese dell'Unione Nuoto Friuli. Quella dei 100 stile libero è stata una delle gare più belle del 23esimo Trofeo dell'Est di Gorizia, che ha visto la vittoria di Alessandro Calvi, bronzo mondiale a Manchester con Magnini e soci. Sono molto contento, il tempo mi soddisfa per appunto le condizioni in cui sono arrivato a questo meeting, però sono veramente contento perché mi piace proprio. La vasca è molto veloce, la vasca è veramente molto scorrevole, molto veloce, mi è piaciuta molto. Anche se le migliori prestazioni assolute le hanno realizzate Cesare Sciocchetti, nazionale pordenonese nel 200 stile libero, e Miriam Pupolin San Vito Nuoto nei 100 stile, gli occhi di tutti erano su Lorenzo Glessi, che assieme al suo compagno di squadra Francesco Ippolito hanno dimostrato tutta la loro potenza, giovani, promettenti e soprattutto vittoriosi. Risultati tecnici di ottimo livello, pur essendo fra le prime gare della stagione, che non si è neppure aperta la stagione estiva, in quanto il tempo non permette alle squadre di allenarsi nella vasca olimpica. Lorenzo Glessi, che ha fatto buoni risultati in questo meeting. Sì, ha fatto il record regionale nei 2 dorso e anche nei 2 misti. Ha vinto tranquillamente le sue batterie, anche superando le categorie superiori. Che numeri possiamo dire? Allora, gli atleti presenti erano poco più di 800. Quante società hanno partecipato? 24 società. E la vittoria a chi è andata? La vittoria è andata all'Unione Nuoto Friuli. E ora il consueto appuntamento con la vignetta a firma di Ferdinando